Seconda parte di A voi la linea che riprendiamo collegandoci con l'esterno del carcere di Udine, dove alle 11 è iniziata l'udienza di convalida del fermo di Vincenzo Paglialonga, il quarantenne indiziato per l'omicidio di Lauretta e Toffoli, la 74enne assassinata nella notte di sabato all'interno del suo appartamento e vicina di casa di Paglialonga. A condurre l'interrogatorio in carcere il GIP Matteo Carlisi. Sul posto c'è il nostro collega Hubert Londero che però vedo in monitor di servizio, vediamo se ci sono degli aggiornamenti e allora andiamo avanti, vediamo se ne avremo nel corso della seconda parte di A voi la linea. Alla questura di Pordenone è entrato in dotazione il taser, la pistola elettronica a disposizione degli agenti di pattuglia sul territorio. Sono 3 le armi assegnate ai poliziotti del Friuli occidentale, una ventina di loro sono stati addestrati al suo utilizzo. Siamo andati in questura a farci raccontare la novità. Il taser è entrato in dotazione anche agli agenti della questura di Pordenone. Siamo con Marco Stamegna, dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che ci illustra insomma questa novità che è appunto entrata in dotazione da ieri. Sì, intanto da ieri mattina il turno 7:13 del 9 maggio è entrato in funzione ufficialmente qui a Pordenone in servizio il taser. L'arma di impulsi elettrici appunto in un'ottica di evoluzione del servizio controllo del territorio. Che tipo di arma è e quando verrà usata? È un'arma propria ai sensi dell'articolo 30 del TULPS, è un'arma, intanto ci tengo a precisare che è un'arma non letale che spara 2 dardi a corto raggio che rimangono collegati all'arma stessa attraverso un filo conduttore che trasmette gli impulsi elettrici e che danno l'obiettivo appunto di immobilizzare temporaneamente per circa 5 secondi il soggetto attinto rendendolo inoffensivo. Quindi di conseguenza l'utilizzo del taser dovrà essere posto in essere dall'operatore quando ci sarà una situazione di pericolo per se stesso, quando appunto si troverà di fronte ad un soggetto non collaborativo con finalità deterrente. Gli operatori che sono stati formati con un ciclo di 5 giorni, un ciclo molto complesso che prevede addirittura appunto la docenza da parte del medico principale della Polizia di Stato e della Questura che insegna appunto anche cosa fare successivamente all'utilizzo dell'arma, è stato formato in modo tale da fare in modo che il taser venga nell'occasione in cui debba essere utilizzato prima estratto, quindi la prima fase è quella dell'estrazione, in cui appunto si punta ad ottenere la collaborazione del soggetto. La seconda fase è quella del warning arc, che consiste appunto nel mostrare una scossa elettrica visibile dal soggetto. La terza fase, quella finale, è proprio quando il soggetto non si arrende, appunto vengono sparati i dardi che debbono attingere o l'addome, la parte bassa, oppure dietro la schiena, dove appunto evitando punti delicati quali sono il collo, la faccia e le zone appunto più delicate. Quante armi avete in dotazione e quanti sono gli agenti che sono stati formati? Allora, la questura di Pordenone ha ricevuto dalla direzione centrale anticrimine 3 pistole taser, 2 sono state assegnate all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, quindi alle volanti, una alla squadra mobile. Come formazione in questo momento abbiamo 8 agenti formati per l'utilizzo ed altrettanti formati per l'ausilio, in quanto il corso di formazione è diretto non solo all'utilizzatore, ma anche al collaboratore, al collega di pattuglia che ha un ruolo specifico nel caso di utilizzo del taser. Sono 8 in questo momento, ma i corsi sono in fase di avanzamento e di conseguenza punteremo a formare circa 20 agenti utilizzatori ed altri 20 come secondo operatore. Saranno 22 le Proloco presenti alla 19ª edizione di Sapori Proloco, che ritorna questo weekend con le specialità enogastronomiche che del territorio Villa Manin di Passariano. Oggi la presentazione del programma l'ha seguita per noi Alexis Sabot. 19ª edizione di Sapori Proloco, si ritorna in presenza. Il presidente Walter Pezzarini ci racconta quello che è il programma, perché sono 2 weekend ricchi.
Sì, parte Sapori Pro Loco, un segnale molto forte di ripartenza per il nostro mondo associativa. 2 fine settimana, 14, 15, 20, 21, 22 maggio a Villa Manin con il format classico, 22 le Pro Loco presenti che presentano i prodotti del nostro territorio. I prodotti, molti presentano anche i prodotti a marchio Io sono FVG, considerato che abbiamo fatto un accordo con AgriFood. Dopo 2 anni e mezzo di fatto di stop, ritorniamo con questa meravigliosa festa che rappresenta un po' il Friuli Venezia Giulia, questo lo dico. Ho ringraziato le Pro Loco per il grandissimo lavoro che hanno fatto di solidarietà, sostegno, altruismo in questi periodi difficili. Hanno organizzato questa Pro Loco della ripartenza, io la chiamo, valorizzando quello che è il brand Io sono Friuli Venezia Giulia, quindi ci saranno tutta una serie di aziende, prodotti legati proprio al brand, alla fondazione, quindi un plauso davvero a tutti i volontari, e sono tanti, che si stanno adoperando e si adopereranno al fine di una buona riuscita. 2 weekend ricchi dove l'enogastronomia fa da padrona e non solo, immagino che anche l'assessore abbia dei piatti tipici preferiti della nostra regione. Beh, l'assessore è un buon gustaio, quindi devo dire, proprio sono sulle salame, latteria Barra Montasio, un buon vino, e anche come dolce chiudiamo con un ottimo tiramisù, quindi insomma abbiamo tante ricchezze, tante bontà. Se un cittadino del mondo vuol capire profondamente cos'è il Friuli dal punto di vista artistico, culturale, identitario, enogastronomico, della generosità, della solidarietà, basta che faccia una passeggiata a uno degli eventi di Sapori Pro Loco, perché lì veramente si respira l'essenza profonda del Friuli, di un Friuli che si rafforza come comunità, ma che non si chiude, si apre al mondo e fa vedere le sue bellezze a chiunque le voglia cogliere. Quindi in questo caso rappresenta realmente un genius loci, quindi il genio cosiddetto che promuove il luogo. E in questo caso è uno degli esempi virtuosi di questo Friuli che riparte e dà speranza a tutti i cittadini. Si chiama Progetto Cure Palliative Pediatriche, pluriennale, ed è finanziato dall'associazione Luca Onlus, che ha messo a disposizione dell'ASUFC 500.000 euro, grazie al quale i bambini con patologie oncologiche potranno essere assistiti direttamente a domicilio. Il progetto è stato presentato al Santa Maria della Misericordia di Udine. In 5 anni saranno spalmati 500.000 euro per dare la possibilità ai bambini di essere assistiti a casa, ma questo richiede un'organizzazione specifica. È proprio l'associazione Luca che ha dato il là a questa sorta di iniziativa in collaborazione con la clinica pediatrica della SUFC. Come associazione siamo sempre adoperati da 20 anni a questa parte a sostenere le famiglie con bambini malati oncologici. Le cure domiciliari devono essere appunto realizzate con un'equipe tra medici, infermieri, specialisti della fisioterapia e della logopedia, e con anche il supporto psicologico, per facilitare e promuovere le cure nel territorio, no? Per cui quando la professoressa Cogo e la dottoressa Passone ci hanno proposto di sostenere e attivare questo progetto e questo servizio delle cure palliative domiciliari pediatriche, noi abbiamo accolto immediatamente la proposta e abbiamo richiesto e ottenuto una progettualità pluriennale, proprio perché volevamo dare una organicità al servizio. Con noi c'è anche la direttrice della clinica pediatrica del Santa Maria della Misericordia, o ASUFC meglio, no? In questo caso la professoressa Paola Cogo. Ma per noi è importantissimo perché questo tipo di supporto e di aiuto che ci dà l'associazione, perché il fatto che il territorio e comunque la società civile ci venga incontro, ci dia fiducia e creda che noi possiamo veramente fare un'assistenza migliore per questi bambini,
per noi non solo insomma, è un onore naturalmente, ma è anche un dovere, un impegno importante che noi vogliamo perseguire. Ecco, quindi garantire soprattutto la domiciliarità, no? della terapia. Sì, questa è sicuramente una visione innovativa, ma è la visione che ci dice comunque la legge dovremmo cercare di fare, perché il bambino deve vivere nel suo mondo, nella sua famiglia, circondata dai suoi affetti. Chiaramente, siccome queste sono malattie complesse, è chiaro che dobbiamo noi attrezzarci come equipe, con un'equipe molto competente, perché si traducono determinate cose che noi facciamo in ambiente ospedaliero in un ambiente, diciamo, invece extra ospedaliero. Sicuramente noi abbiamo formato in questi 5-6 anni delle figure mediche, no? Che si sono specializzate, stanno studiando questo tipo di approccio della medicina, questo tipo di modalità di lavoro. Successivamente, naturalmente, il medico non può far tutto, ci devono essere degli infermiere che noi vogliamo reclutare e preparare in questo campo specifico, e delle figure sanitarie di altra natura, tipo i logopedisti, tipo i fisioterapisti, tipo i dietisti, che possono contribuire in maniera multidisciplinare a creare una cura migliore. E prima di salutarci, un aggiornamento sull'udienza di convalida del fermo di Vincenzo Paglialonga, il quarantenne indiziato per l'omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne assassinata nella notte di sabato all'interno del suo appartamento e vicina di casa di Paglialonga. A condurre l'interrogatorio in carcere il GIP Matteo Carlisi. Ci colleghiamo con il collega Hubert Londero, che vedo proprio all'esterno del carcere di Via Spalato. Hubert, a te. Non ci sono ancora movimenti. No, i movimenti ci sono stati una decina di minuti fa, sono usciti il GIP Matteo Carlisi e il PM Claudia Finocchiaro, quindi l'udienza di convalida dell'arresto è conclusa. Non è ancora uscito invece il difensore Pier Giorgio Bertoli, una udienza di convalida che è durata quasi 2 ore, infatti era cominciata alle 11 del mattino, segno che molte cose sono accadute in questa udienza. Probabilmente l'indiziato non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma questo ce lo dirà meglio poi l'avvocato Bertoli. Per quanto riguarda le decisioni del GIP bisognerà attendere ancora qualche tempo. Nel primo pomeriggio dovrebbero essere definite le convalide dell'arresto. Noi intanto stiamo qui, aspettiamo che esca anche l'avvocato Bertoli, per il resto vi restituisco la linea. Grazie a Hubert Londero e a Fabio Di Bernardo che si trovano all'esterno del carcere di Udine. Noi chiudiamo qui gli aggiornamenti su questa notizia nei prossimi telegiornali. Grazie per la attenzione e se dovete pranzare buon appetito, arrivederci.